Fiera di San Marco, che si tiene annualmente a Ollastra, ha visto un'escalation, una ripresa che con i numeri registrati quest'anno ha superato ogni più rosea previsione, sia come visitatori ma soprattutto come espositori. Lo conferma il sindaco Osvaldo Congiu, che ha voluto dare un maggiore spessore all'evento quest'anno, organizzando una serie di incontri tavola rotonda che hanno visto la partecipazione dei vertici delle massime organizzazioni regionali che operano nei settori vicini all'agricoltura e all'allevamento. Fiera di Ollastra, un nuovo anno all'insegna del mercato, della zootecnia e delle aziende, e poi ovviamente della festa. Naturalmente abbiamo la festa innanzitutto, però quest'anno, come mi ero ripromesso gli anni scorsi, da quando il post-Covid abbiamo iniziato, di migliorarla sempre la fiera. Stiamo andando sempre più avanti. La prima l'abbiamo iniziata in un mese, mentre la seconda abbiamo avuto più tempo l'anno scorso e ci siamo organizzati benissimo, però ci siamo promessi di fare ancora meglio. Come numero di aziende siamo triplicati rispetto al primo anno. Quest'anno abbiamo avuto un grande riscontro per quanto riguarda la prima mostra regionale delle razze autoctone sarde, perché bisogna valorizzare anche il nostro prodotto. Hanno aderito molti allevatori, di questo li devo ringraziare. Abbiamo anche quest'anno le galline, poi le razze che ci sono innanzitutto gli equini, gli ovini, i caprini e i bovini. Molto ambito quest'anno abbiamo la presenza della razza autoctona anche del bue rosso. E poi abbiamo dentro la fiera la mostra dei Forestas, che ringrazio. Ne approfitto, dato che stiamo ringraziando, di ringraziare la Regione, gli assessori, l'onorevole Francesco Mura presente, l'onorevole Cera, tanti amici sindaci di Terralba, di Santa Giusta, di San Nicolò di Arcidano. 250 espositori, abbiamo 33 aziende. L'occasione della fiera è festa, spero quest'anno di essere riuscito a fare ancora meglio. Le mostre mercato sono degli appuntamenti importanti e fondamentali per tutto il sistema del commercio e della sua origine, quindi della sua produzione agricola e agroalimentare. Quella di oggi, la Fiera di San Marco, è una delle più antiche, che sono ancora ben conservate e ben sentite da tutta la popolazione e quindi anche da tutti gli operatori, pertanto è un gran piacere essere qua per rinnovare quello che è il messaggio che comunque il governo Meloni e nella persona del ministro Lollobrigida hanno sempre lanciato, ossia quello di riportare a un protagonismo internazionale l'agricoltura italiana, le sue produzioni e il mercato che ne è conseguente. Io penso che occasioni come questa servano anche per prendere coscienza di quello che è un pilastro dell'economia del nostro territorio, della provincia di Oristano. È importantissimo che queste manifestazioni continuino a svolgersi e che crescano, soprattutto anche per permettere ai nostri allevatori di mettere in mostra la qualità e la quantità del grande lavoro che portano avanti. Quindi la politica, la vicinanza della politica deve essere massima. La nostra presenza qua è anche non solo come testimonianza, ma anche per prendere atto, come facciamo tutti i giorni, in contatto con le imprese, con il territorio, di quella che è la reale qualità che la provincia di Oristano e la Sardegna tutta può riuscire ad esprimere in questo settore, e anche capire come elaborare i migliori strumenti per farla crescere ancora di più. Questa mostra, fiera, è ormai da tantissimi anni che viene espletata in questo territorio, è l'occasione di incontro per tutti gli operatori del comparto e anche per noi amministratori, che in questo momento riusciamo a conoscerci, a confrontarci e anche a conoscere quelle che sono le innovazioni del comparto, le attrezzature e anche le misure che vanno poi a dare beneficio all'agricoltura. Le aziende fanno fatica, bisogna sostenerle. Beh sì, oggi le aziende agricole sostengono dei costi molto importanti rispetto a quelli che sono poi gli introiti, e quindi anche noi amministratori cerchiamo sempre di venire incontro a queste aziende con le nostre possibilità, ecco, perché i comuni non hanno competenze dirette nell'agricoltura, però possono in qualche modo intercedere e dare un po' di gratificazione. L'importanza delle occasioni di mostra mercato, ma delle occasioni di incontro in genere, per rivitalizzare e dare energia a un mondo rurale che non ha quasi più possibilità di esprimersi.
Certamente questa di Ollastra è un momento tra i maggiori che la provincia di Oristano, ma anche il territorio regionale può esprimere in termini di ruralità, in termini di tradizioni, di storia, perché no, di attività produttive, quella primaria in modo particolare, quella dell'allevamento, per la storicità che questa rassegna rappresenta. Sono assolutamente felice, ecco, di aver contribuito attraverso il mio ruolo di consigliere regionale a far crescere questo momento che, diciamolo, negli ultimi anni stava perdendo un po' di smalto. Gli ultimi 2 esercizi invece la volontà ferma e determinata dell'amministrazione comunale e di tutta l'organizzazione a contorno ha creato le condizioni per far rimettere al centro dell'attenzione regionale questo momento. Credo che siamo sulla strada giusta. La provincia di Oristano esprime questi momenti di incontro e di confronto. Quest'anno è stato fatto in modo puntuale anche con la possibilità di mettere a confronto realtà produttive e testimonianze diverse nel mondo agricolo, rurale, dell'allevamento, ma anche dell'artigianato. Quindi credo che ci siano, come dicevo, proprio i presupposti per far crescere questa manifestazione e metterla ancora di più al centro dell'attenzione regionale. Siamo presenti qui oggi perché è uno degli eventi, delle fiere più importanti della Sardegna, in un settore trainante della nostra economia. Anche Terralba basa la sua economia sull'agricoltura, l'allevamento, la pesca. Quindi per noi era fondamentale partecipare anche per fare rete con i colleghi sindaci e con gli operatori del settore per cercare di dare il nostro, doverosamente cercare di dare il nostro contributo per sostenerlo e per il suo rilancio. L'Europa chiede rete. L'Europa chiede rete in tutti i settori e come sindaci cerchiamo di lavorare doverosamente tanto sia nell'ambito delle unioni dei comuni o con altre forme di aggregazione e di interazione, e quindi è fondamentale sviluppare i progetti assieme. Un impegno educativo di Forestas nel territorio anche in occasione delle fiere. Certo, la valorizzazione e la tutela dell'ambiente, la Sardegna, comporta che questo ambiente deve essere valorizzato e tutelato anche nel futuro, per cui l'educazione ambientale diventa lo strumento per trasmettere questa azione anche alle nuove generazioni. Noi con la mostra naturalistica utilizziamo gli animali che sono stati ricoverati presso i centri di recupero e la cui destino non è stato quello di essere rimessi, perché se ne curano tanti vengono rimessi, ma non tutti hanno questa fortuna. Quindi gli animali che non riescono a essere riabilitati, che sono deceduti, vengono utilizzati per far vedere alla gente qual è il nostro patrimonio. Questo è molto importante perché poi noi, facendo vedere l'animale, spieghiamo anche quali sono i suoi contenuti, quali sono le sue debolezze e quali sono le sue esigenze. Per cui l'aquila, per esempio, che è un magnifico rapace che in Sardegna si rischiava all'estinzione, ha bisogno delle pernici e delle quaglie e anche dei conigli, ma le pernici, le quaglie e i conigli non ci sono se non c'è un ambiente adatto a mantenere le pernici, le quaglie e i conigli, e quindi si spezza tutta una catena alimentare, tutto un ecosistema che invece è importantissimo. E quindi questo noi cerchiamo di farlo in occasione poi degli eventi, degli afflussi di persone in cui si riesce a raggiungere il maggior numero di utenti, ma anche su istanza con richiesta di scuole e di istituti educativi. Associazione Il Quadrifoglio, l'annata 2024 per la Fiera di San Marco, un allestimento in 2 chiese. Sì, nella chiesa di San Marco ormai da forse una decina d'anni abbiamo questa esposizione delle palme. È stato fatto con l'idea di mantenere la tradizione dell'intreccio delle palme, e poi l'abbiamo lasciata qui anche per valorizzare il sito. E poi facciamo l'altra mostra a Santa Severa, dove lì a tema ogni anno sviluppiamo un progetto. Quest'anno per esempio è il pane, dalla semina del grano fino al prodotto finito. Quest'anno proprio il grano, con gli attrezzi che si usavano un tempo,
cerchiamo di ricostruire quello che era nel passato, attenendoci fedelmente a tutti gli strumenti che si usavano allora. È un'ottima manifestazione perché si rincontrano le vecchie amicizie, ma soprattutto i ragazzi con cui stai tutti i giorni insieme. È un'ottima manifestazione. Sono da quando ho 18 anni che vengo, ne ho 28, è una bellissima manifestazione, peccato il tempo oggi, bellissimo. Grazie. Per te invece? Assolutissimamente, avendo qualche anno magari in meno dei miei amici, comunque è pur sempre stata una festa che ha avvicinato tutti i paesi vicino e sempre una gioia venirci. Salve! Sì, noi ogni anno veniamo qui per festeggiare appunto San Marco, insomma, è un evento ormai, anche se non sono di Ollastra, sono di Simagis però. Siamo orgogliosi di questa festa perché riesce ogni anno bene. Oltre a questa festa, non so se ha sentito parlare, abbiamo fatto un primo raduno a Ollastra, che è riuscito molto bene, hanno tutti parlato bene, e stiamo continuando con questa serata che spero che vada alla grande come sta riuscendo. Poi non so, qui abbiamo il vice sindaco, se vuole dire qualcosa. Speriamo in altri anni meglio, festeggiamo San Costantino a luglio e Sant'Ignazio, Santa Vittoria, tutti i comitati di Ollastra. Qui nel paese di Ollastra questa festa è radicata nei secoli, viene associata anche a manifestazioni civili, a tutto quello che può essere il mondo anche degli animali, le sagre, il momento di incontro e anche di commercio. È un modo di unire due cose importanti, il momento della fede e il momento della comunità. Dunque credo che è una buona occasione anche per me di stare qui oggi, di incontrare la comunità in questo momento di festa. In un bilancio dell'edizione 2024 della Fiera di San Marco Ollastra, che rappresenta il più importante appuntamento regionale per il settore zootecnico, per gli scambi commerciali e di informazioni tra le aziende del settore, una settimana di eventi e di iniziative dove si è parlato anche del futuro dell'artigianato sardo. È stato molto interessante la prima uscita che faccio in tema di artigianato, sentire che c'è ancora molto fermento nonostante la Regione abbia di fatto abbandonato, scaricato l'artigianato artistico negli ultimi anni, ormai oltre un decennio, e credo che sia venuto il momento di riattivare un legame stretto e forte tra Regione e artigiani, sia gli artigiani che producono manufatti originalissimi e molto belli, quindi parlo dell'artigianato artistico, mentre sugli artigiani tradizionali stiamo intervenendo con lo sostegno economico, con la 949, proprio oggi è stato firmato il determina per spostare di 15 giorni e quindi dare il tempo per partecipare al bando molto atteso in cui mettiamo a disposizione oltre 30 milioni di euro, ma è solo una prima tranche, speriamo di poterla incrementare in futuro. Quindi l'artigianato assolutamente è una delle priorità dell'assessorato che ho il compito e l'onore di guidare in questi mesi, insieme al turismo naturalmente e al commercio, ma ci tengo e cercheremo di fare il possibile soprattutto per riattivare un rapporto con gli artigiani che si occupano dell'artigianato artistico, dalla cestineria alla ceramica, ai lappidi, all'arte orafa, alla tessitura, insomma c'è tantissimo, c'è un mondo che si è sentito abbandonato. Ecco, dovremmo cercare di fare in modo che le istituzioni siano vicine a loro, perché sono veramente un grande patrimonio della nostra isola. Oggi parlare di carni in una classe di una grande metropoli comincia a essere un argomento molto scottante. Pensate, migliaia di anni di tradizione che rischiano in qualche modo di essere anche messi in discussione da un cambiamento che sta avvenendo nel mondo incredibile. Lo accenno ma lo butto là e lo lascio là. Avete sentito che spesso, e lo stanno facendo alcune persone che sono liberi di fare le scelte che vogliono nella vita,
ok? Per cui sono anche giustificate, io parlo a tutti i vegani, a tutti i vegetariani, no? Che ci sono liberi di farlo, ma stanno mettendo in discussione in qualche modo anche un po' al palo tutti gli altri che consumano carne e che l'hanno consumata in realtà nelle varie generazioni da millenni, e anche mettendo in discussione un po' i concetti medici che dicono che il consumo di carne adeguata, di proteine comunque derivanti da animali, siano anche elementi necessari da portare avanti. Questo è un argomento importante perché stanno spuntando, ne avete sentito sicuramente parlare, nuovi cibi, che sono cibi di sintesi, o hamburger vegetali, con il linguaggio dei ragazzi, o addirittura carni sintetiche, su cui chiaramente si mette in discussione quello che è il livello dell'allevamento. Però questo lo lascio come stimolo agli insegnanti per continuare a parlarne. Io penso che anche noi delle organizzazioni, se ci volete un giorno a scuola, noi veniamo volentieri, perché questa mattinata deve essere dedicata a voi, perché io spero che da queste discussioni che nascono stamattina ci possa essere quello che è un elemento, oltre la lamentela degli uffici che abbiamo o lo stare male, ma la proiezione di futuro, cioè il fatto che qualcuno di voi si iscriva in una scuola agraria, possa rimanere in campagna proprio sull'elemento che è quello del guardare quello che ha fatto quell'azienda che avete presentato, l'elemento dell'ambiente, l'elemento del contatto, quello che siete riusciti a prendere almeno dagli insegnanti rispetto a un concetto che la gente non sa che c'è, ma voi l'avete visto in campagna, il benessere animale. Avete parlato di una cosa che la gente non sa, scusami se mi dilungo su questo, ma è importante. Avete parlato di una cosa fondamentale, quindi vi complimento agli insegnanti, che è il concetto che la gente non c'ha manco in mente del pascolo semibrado, che è legatissimo al concetto di benessere animale e che non ha vincoli particolari, se non addirittura, pensate, vincoli di natura sanitaria e ambientale, cioè paradossalmente gli animali al pascolo brado che stanno in situazione di benessere animale hanno solo come limite l'evitare il calpestio esagerato e il mangiare l'erba in maniera esagerata, perché può rappresentare anche una perdita di biodiversità qualora il carico di bestiame su un terreno sia troppo elevato. Giustamente il benessere animale passa per l'alimentazione, quindi non solo dal punto di vista sanitario e quindi quello che potremmo definire come batteriologico o virologico, che quindi sono quelle che comunemente sono le malattie degli animali. Una sana alimentazione, una buona alimentazione è quello che anche la comunità e soprattutto chi appartiene alla comunità ci chiede, quindi coloro che comunque alla fine consumano la carne all'interno di quelli che sono gli ipermercati. Ci chiedono quindi una condizione molto particolare di benessere. Il benessere passa appunto per l'alimentazione. Quando parliamo di alimentazione parliamo chiaramente di foraggi, parliamo chiaramente di mangimi, che sono tutte quelle attività che poi noi ci occupiamo all'interno del nostro servizio, cioè igiene, allevamenti e produzioni zootecniche all'interno del Dipartimento di Prevenzione. Dal punto di vista nostro cerchiamo comunque di controllare l'alimentazione degli animali per far sì che determinate sostanze chiaramente non passino all'interno poi di quello che consuma il consumatore, ovvero carni, quindi pollame, carni rosse, carni bianche, pesci, ma comunque anche uova per esempio. Noi abbiamo un controllo abbastanza rigoroso all'interno del Dipartimento di Prevenzione, proprio perché queste sostanze o alcuni tipi di sostanze non possono passare appunto nei cibi. Negli animali non ci sono tante poi intolleranze se non nei pet, quindi nei piccoli animali. Sui grossi animali possono esserci determinate caratteristiche di particolari sostanze che possono provocare appunto dei rash cutanei, ma sono comunque di carattere alimentare, quindi sovraalimentare, quindi per problematiche eventualmente di carattere epatico-metabolico. Fortunatamente noi siamo ancora una regione dove il pascolo esiste, abbiamo sì degli allevamenti intensivi ma sono comunque limitati a determinate zone. Fortunatamente il pascolo esiste, dipende però molto anche dalle annate e quindi rigorosamente dalle piogge, da quelle che sono appunto le condizioni poi eventualmente dei terreni, però fortunatamente abbiamo ancora una buona percentuale di pascolo. Noi siamo prima di tutto sempre aperti al confronto con le organizzazioni agricole in primo luogo.
proprio perché sono loro che rappresentano le istanze degli agricoltori, degli imprenditori agricoli. Io credo che già in questi 3 anni e mezzo in cui Ergea è diventato organismo pagatore e ha erogato 1.350 milioni di euro circa in questi 3 anni al settore agricolo, le aziende siano consapevoli dell'importanza di questi contributi e credo che sia necessario oggi come oggi coordinarci sempre di più con l'assessorato per fare in modo che non solo i pagamenti arrivino nei termini e nei modi, come ho detto, necessari per gli aiuti alle aziende agricole, ma che probabilmente proprio tutto il settore agricolo ritorni in primo piano e riacquisti quell'importanza che aveva avuto già nel passato e che oggi forse è un po' trascurata. Anche mi ricollego in questo senso anche alle dichiarazioni del nuovo assessore dell'agricoltura, che ha intenzione di fare in modo che l'assessorato dell'agricoltura diventi nuovamente un assessorato fondamentale. Carico più che mai e voglioso di dare tutto se stesso, come d'altronde fa in tutte le piazze di Sardegna. Un applauso grande per il nostro Roberto Fanda da Ulti. Manuele Bassoni, voce chitarra, posto uso d'otto, come dico sempre, divertite e faremo la festa. Grazie a tutti. Organizzare grandi eventi è un impegno, ma anche una grande soddisfazione. Impegno di sicuro, grande soddisfazione adesso perché la riuscita è andata come doveva andare, tantissima gente e poi sabato la grande chiusura con lo spettacolo curato da Amra Pintore, che penso che sia proprio, diciamo, la ciliegina sulla torta della fiera di quest'anno, di San Marco di quest'anno. Sigino provvida mia, torra desappe in terra, declarate già se guerra contra desa prepotenzia. Adesso posso dire che mi sto veramente rilassando, dopo tanto lavoro di settimane possiamo dire, quindi soddisfazione a pieno di tutto quello che abbiamo fatto, c'è ancora tanto da fare per l'anno prossimo, quindi ci mettiamo subito a lavorare per migliorare quello che quest'anno non è andato bene.